Tashitelek a tutti, io sono Linda Kelsan Santulama e benvenuti a Tibet TV, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli principali delle notizie. Sua Santità Dalai Lama sottolinea l'importanza dell'istruzione per capire il funzionamento della mente. Se il nostro pianeta deve essere sostenuto, l'educazione ambientale deve crescere, dice Sua Santità Dalai Lama. Sua Santità Dalai Lama augura al dottor Manmohan Singh una pronta guarigione dal Covid-19. Il Sikyong intraprende un farewell tour negli Stati Uniti. Tibet TV annuncia la borsa di studio Film Outsourcing and Take-Off Film 2021. Il Parlamento europeo osserva il Tibet Lobby Day. Kelsang Gyaltsen Bawa assume la carica di nuovo rappresentante dell'Ufficio del Tibet a Taiwan. Nel messaggio di Sua Santità Dalai Lama su trovare la pace della mente, Sua Santità ha parlato di come non sia sufficiente pregare e ha sottolineato l'importanza dell'istruzione per comprendere il funzionamento delle emozioni distruttive e i modi per affrontarle. Pray, God, not sufficient. We must have knowledge. When about anger comes, then use our intelligence and reduce the intensity of anger. Karuna, increase compassion, then anger automatically reduces. Nella giornata della Terra, Sua Santità ha fatto appello all'umanità affinché si prenda cura dell'ambiente come parte essenziale della nostra vita quotidiana. Parlando della sua esperienza personale, Sua Santità ha menzionato come si sia reso conto della purezza dell'ambiente del Tibet solo dopo essere venuto in esilio e come lo sviluppo materiale moderno abbia contribuito al degrado della vita in tutto il pianeta. Sua Santità Dalai Lama ha scritto all'ex primo ministro indiano Manmohan Singh, risultato positivo al Covid-19, per esprimergli il suo supporto. Sua Santità ha pregato inoltre per una rapida guarigione dell'ex primo ministro e ha espresso la sua speranza di vedere una rapida fine di questa pandemia. Il Sikyong Lobsang Singhi dell'amministrazione centrale tibetana ha intrapreso un viaggio ufficiale a Nuova Delhi e negli Stati Uniti venerdì scorso. Il Sikyong ha in programma una visita di cortesia a Washington D.C. per incontrare i membri dell'amministrazione Biden appena eletti. Il Sikyong visiterà e saluterà anche le comunità tibetane negli Stati Uniti. Tibet TV, del Dipartimento dell'Informazione e delle Relazioni Internazionali dell'amministrazione centrale tibetana, ha annunciato la borsa di studio cinematografica Film Outsourcing and Take-Off. Tibet TV ha intrapreso questo progetto negli ultimi 4 anni per incoraggiare i registi tibetani della comunità in esilio a realizzare brevi film o documentari per Tibet TV. Il tema della borsa di studio di quest'anno è Tibetani che ricordano il viaggio in esilio. Gli aspiranti registi possono usufruire di una sovvenzione totale di 250.000 rupie. Per informazioni più dettagliate potete visitare il sito ufficiale www.tibet.net. Nella giornata del Tibet Lobby Day, il Parlamento europeo ha discusso sui modi in cui in Tibet viene negato ai buddisti tibetani il buddismo, ai nomadi tibetani i loro animali e le loro praterie, ed il Tibet stesso viene negato ai tibetani. 6 tibetani di vari paesi europei hanno partecipato al Tibet Lobby Day con i membri del Tibet Interest Group al Parlamento europeo lunedì scorso. Il deputato Mikuláš Peksa della Repubblica Ceca e presidente del Tibet Interest Group, il deputato Hans Heide, il deputato Aus Ramal-Daikine ed Alex Sarri Camargo, assistente di alcuni deputati catalani, hanno ascoltato le presentazioni tibetane. Gli speakers tibetani hanno affrontato vari argomenti, tra i quali la libertà di religione, l'importanza dell'istruzione e della lingua tibetana, l'ambiente e l'importanza dell'altopiano tibetano. I membri del Tibet Interest Group hanno espresso l'aggressività dell'influenza cinese nell'Unione Europea e hanno anche fatto appello ai tibetani a non immolarsi. Il rappresentante Tashi Phuntsok ha parlato della politica estera dell'amministrazione centrale tibetana, delle responsabilità dell'ufficio del Tibet a Bruxelles e dell'approccio della via di mezzo. Kelsang Gyaltsen Bawa, ex funzionario di collegamento cinese presso l'ufficio del Tibet Canberra, ha formalmente assunto la carica di nuovo rappresentante dell'ufficio del Tibet di Taipei, ricevuta dal rappresentante uscente Dawat Tsering, durante una breve cerimonia di passaggio di consegne tenutasi giovedì scorso. Dal suo arrivo a Taiwan, il rappresentante Kelsang Gyaltsen ha fatto una serie di visite di cortesia a eminenti personalità, compresa una visita al ministro degli esteri Joseph Wu il 16 aprile, ed ha incontrato anche un numero consistente di sostenitori del Tibet e gruppi rappresentanti delle istituzioni buddiste locali.
Prima della sua nomina, ha prestato servizio come funzionario di collegamento cinese per l'Ufficio del Tibet a Canberra dal 2017. Ha anche prestato servizio come membro eletto del 14° e 15° Parlamento tibetano in esilio. Per questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibet TV e ci vediamo la prossima settimana.